Cagliari vince meritatamente la partita contro la Spal, incassa 3 punti, si allontana dalla coda, insomma mette a punto quella che l'opera che aveva predisposto, che aveva previsto alla vigilia della gara. Dati che confermano il dominio dei rossoblù, 29,56 minuti del tempo di possesso palla, tempo effettivo 23,04 della Spal contro appunto i 6 minuti in più, quasi 7 della squadra cagliaritana, con Cagliari che è stato nella metacampo avversaria per il 42%, 58% nella propria, contro il 65% nella propria metacampo della Spal e solamente il 35% nella metacampo del Cagliari. Quindi già dal possesso palla si dimostra che il Cagliari ha fatto la partita, ma poi i numeri la dicono lunga su quella che è stata la produttività del gioco rossoblù. Tiri in totale 14-5, tiri in porta 11-2, tiri in porta su azione da palla inattiva 4-0, tiri in porta da palla inattiva diretti 1 della Spal contro nessuno del Cagliari, tiri in porta da area di rigore 9-2 per il Cagliari, insomma dominio assoluto della squadra cagliaritana. Pensate alle 6 parate del portiere Viviano, che stavolta è stato protagonista in positivo per la sua squadra, anche se non è valso il riuscire a salvare dalla sconfitta. Occasione da gol 10-2 per la squadra di casa, 9-4 anche gli angoli, passaggi riusciti 413 per il Cagliari contro 325 della Spal, con una percentuale decisamente positiva, 83% tra quelli riusciti e quelli tentati, 78 invece per la Spal. Passaggi lunghi 33-30, passaggi medi 162-99, un Cagliari che ha cercato molto di più il fraseggio, 218-196 anche i passaggi corti, le azioni manovrate 24-14 e anche le ripartenze, arma abituale della Spal, 19-17 per la squadra cagliaritana. Un dominio che si conferma anche quando si vanno a vedere i dati chilometrici, che dimostrano che il Cagliari ha anche corso molto di più, 109 km contro i 102 della squadra ferrarese, ben 7 km di differenza, con una velocità superiore di mezzo punto, o meglio di un centesimo di punto, 6,7 contro 6,6. Insomma, Maran ha preparato nel dettaglio la partita, ha predisposto la squadra nel migliore dei modi, inserendo anche gli esterni al posto giusto. 7 per il tecnico del Cagliari, la guida è l'attributo che gli abbiamo associato, il sostantivo che gli abbiamo associato. Andiamo a vedere i giocatori. Cragno, solita partita con grande autorità soprattutto nelle palle alte, non ha dovuto fare parate difficili, ma è la sicurezza della squadra, così lo chiamiamo, la sicurezza, voto 7. Cacciatore, rientrato nella corsia di destra, non sempre pulitissimo nelle sue manovre, 3 palloni recuperati e 3 palloni persi, ma comunque efficace, lo abbiamo chiamato la ronda. Il 7 lo merita solamente per quel colpo di tacco finito sul palo che rischiava di fargli fare un gol d'autore. Cepitelli, non è stata la partita migliore per Cepitelli, ma c'è sempre 7 il voto per colui che abbiamo chiamato stavolta la boa, è lui che ha colpito la traversa prima del gol i Pavoretti, quindi c'è sempre anche nel gioco aereo 7 il voto per Cepitelli. Romagna invece 6, voto per Romagna, ha patito particolarmente il gioco di Paloschi, talvolta gli è sfuggito, hanno dovuto rimediare gli altri giocatori, voto 6 per Romagna, chiamato la gioventù perché comunque il suo contributo l'ha dato con 3 palloni recuperati e 2 palle perse. Pellegrini 7 il voto, è il giocatore che ha corso tantissimo nella sua corsia, 58 palloni giocati, 36 andati a buon fine, ha perso un po' troppi palloni, ha perso ben 6, però è il pendolino che poi mette qualità nel passaggio ed ecco la ragione del suo 7. Faragò 7 il voto anche per Paolo Pancrazio Faragò, autore del primo gol, sempre pungente, per quello l'abbiamo chiamato la spina, è andata al tiro in porta per 4 volte, ha avuto 3 occasioni da gol, ha giocato 40 palloni, 28 andati a buon fine, ha perso qualche pallone di troppo, 3 recuperati, 6 persi, il voto finale insomma 7, quando si mette insieme si cerca di tarare l'intera partita. Cigarini 6,5, l'orologio, il 6,5 è conquistato soprattutto per il mezzo punto sui calci piazzati, perché nel resto ha faticato un poco, 76 palloni giocati, 49 andati a buon fine, non è un'altissima percentuale, ha perso ben 5 palloni, 2 ne ha recuperato, 6,5 il voto per il professore, il giocatore che invece dimostra e merita il titolo di uno dei migliori è Ionizza, e lo vogliamo premiare nel mezzo degli altri perché non è colui che ha segnato, non è colui che ha fatto assist, ma si sbatte come pochi. 7,5 per Ionizza,
lo abbiamo soprannominato il treno, è dappertutto, ha giocato 41 palloni, ha avuto la possibilità di tirare in porta 2 volte, ha colto anche una traversa, 21 i palloni andati a buon fine, ben 6 i recuperi di palla, ha perso anche 5 palloni, ma è sempre e dappertutto Artur Ionizza. Barella 7,5 come Ionizza, anche lui sempre protagonista, qualche pallone perso di troppo, è tornato ai livelli di 8 palloni persi, 2 soli recuperati, ma quando lui decide che la partita deve cambiare è lui che la cambia. 7,5 il voto, l'acceleratore l'abbiamo chiamato perché ha accelerato la gara e l'ha saputa cambiare, ripeto, quando ha voluto. 6,5 per Joao Pedro, non è stato incisivo in zona gol, ma è stato puntuale nell'andare a recuperare, a fare talvolta da boa, l'avvoltoio perché sempre lì pronto a tentare di approfittarne sul pallone scaraventato in gol da Farago, c'era anche lui pronto a segnare, quindi Joao Pedro 6,5, l'avvoltoio. E infine Pavoletti, non ci stanchiamo di sottolineare i meriti di questo calciatore che ha giocato non tantissimi palloni, 28, 15 andati a buon fine, ha perso 5 palle, ma c'è sempre, avrebbe segnato anche la sua doppietta, ha raggiunto quota 11, il record dell'anno scorso, 7,5 per Pavoletti, stavolta l'abbiamo denominato il killer. Riassumiamo: Maran 7, la guida, Cragno 7, la sicurezza, Cacciatore 7, la ronda, Cepitelli 7, la boa, Romagna 6, la gioventù, Pellegrini 7, il pendolino, Faragos 7, la spina, Cicarini 6,5, l'orologio, Ionizza 7,5, il treno, Barella 7,5, l'acceleratore, Joao Pedro 6,5, l'avvoltoio, Pavoletti 7,5, il killer. Tutti voti che dimostrano che è stata una vittoria di squadra.